Bene, allora buonasera a tutti. Il mio compito appunto è quello di un po' introdurre poi gli interventi dei colleghi che entreranno concretamente all'interno delle aziende con la loro testimonianza. Io cercherò di mettere in luce, attraverso un viaggio che vorrei fare insieme a voi, quali sono gli ambiti della psicologia che tradizionalmente sono stati più vicini alle aziende fin dall'inizio. Tradizionalmente noi distinguiamo una psicologia dal lavoro, da una psicologia delle organizzazioni, da una psicologia delle risorse umane. E quando mettiamo insieme questi tre ambiti ci chiediamo quali sono le competenze che per noi sono utili per poter aumentare la produttività. E partendo da questa forte attenzione all'ambiente lavorativo, vedete che in questa foto sono presenti diverse figure, no? Allora abbiamo le persone, le vediamo così solo in parte, poi vediamo i mezzi, la tecnologia e vediamo quello che Alessandro De Carlo ha chiamato processo, però in un'immagine statica. Quindi spesso quando entriamo nelle aziende abbiamo, come dire, il compito e il doveroso rispetto, dico sempre anche ai miei studenti, di entrare in punta dei piedi, perché entriamo in una casa preziosa. E quindi come quando si è invitati, si entra in una casa come ospiti, dobbiamo avere proprio la cura e anche l'attenzione, la capacità, la sensibilità di cogliere tutti questi aspetti e di scattare un'istantanea, di fermarci, di non avere come dire, la fretta di voler rispondere a quella domanda. Quindi credo che la prima competenza che quando poi portiamo a compimento con successo quello che considero un intervento di natura psicologica all'interno di un contesto aziendale è quando partiamo cercando di cogliere la specificità di quel contesto. Allora, come cogliere le opportunità, cioè come essere dei facilitatori, delle figure professionali di aiuto e di accompagnamento all'interno di questo processo. Fondamentalmente la psicologia del lavoro richiama quel processo che va sotto il nome di selezione del personale. Spesso veniamo chiamati per individuare, se volete, la persona più in grado di, più idonea a, che ha le maggiori competenze per. E quindi ci viene chiesto di mettere a frutto le nostre conoscenze, i nostri strumenti di selezione del personale. Primi fra tutti e generalmente proprio contraddistinguono la nostra professione la conoscenza e la competenza degli strumenti psicologici per eccellenza che sono il colloquio e i test. Che dire, non bisogna essere necessariamente degli psicologi per gestire bene un colloquio con l'altro, ma il colloquio di natura psicologica ha in sé delle caratteristiche che rendono quella relazione fra noi professionisti e la persona o il gruppo, quindi l'imprenditore o il gruppo di manager o il gruppo di lavoratori all'interno di un setting particolare, quindi all'interno di un contesto particolare. E vediamo che proprio attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi un insieme ampio di strumenti sia di tipo quantitativo, vi dicevo, vi faccio gli esempi più noti di test per individuare quali sono le migliori attitudini, quindi capacità relativamente stabili che ci consentono di fare delle previsioni per il futuro. L'imprenditore quando ci chiama a supportarlo in alcuni processi di miglioramento ci chiede di individuare quel quid che quella persona, quella mela dalla forma particolare, potrà
estrinsecare all'interno del suo contesto. Tuttavia, di recente, l'assessore richiamava il momento di crisi, no, che ha investito le nostre aziende, questo momento delicato, che è quello proprio di selezionare la persona che non è ancora inserita all'interno dell'organizzazione, ha dato, se volete, spazio ad altre tipologie di attività che sono legate alla gestione della mancanza di lavoro. E quindi spesso, come dire, questo ambito che chiamiamo tradizionale, spesso lo psicologo del lavoro è identificato con la figura del selezionatore, un po' come capita a volte per lo psicanalista con il lettino. Oggi invece rischia di risultare riduttivo. Quindi abbiamo competenze e strumenti di tipo proprio tecnico che possiamo utilizzare per far sì che la persona possa essere anche accompagnata all'interno di un contesto organizzativo che non è più quello in cui si trovava. Quindi tutto quello che va sotto il nome anche di outplacement, quindi una possibilità anche come consulenti esterni all'organizzazione di accompagnare con sensibilità ma anche con professionalità quelli che sono dei percorsi di uscita dal mondo del lavoro, proprio di fronte a momenti di crisi. Se invece pensiamo alle situazioni in cui questa persona, no, queste persone sono inserite all'interno dell'organizzazione, un altro grande ambito di attività noi lo svolgiamo nel valutare chi, la posizione, e l'immagine sta proprio ad indicare, no, un insieme di posizioni che sono state individuate come cruciali per quella organizzazione, che spesso all'interno di quei contesti in cui il fondatore è ancora a capo di quell'organizzazione, quindi nei contesti tipici del nostro territorio, rappresentano i mattoni attraverso i quali concretamente è stata costruita l'idea di impresa. Tuttavia, all'interno di questa diciamo, attività che richiede proprio la possibilità da parte dello psicologo di entrare, a questo punto superiamo quello che può essere l'ingresso della casa, ma chiediamo al nostro imprenditore di poterci accomodare, vogliamo anche così sostare all'interno della casa. E quindi queste sono le prime occasioni in cui come professionisti chiediamo la possibilità di interagire anche con gli altri lavoratori. L'intervento, per essere efficace, deve essere un intervento dall'alto verso il basso, deve essere un intervento co-costruito con il manager, deve essere con la line, deve essere un intervento che non è, come possiamo dire, ingessato una volta per tutte. Il professionista non può calare dall'alto, anche se ha delle competenze specifiche, quelle che ritiene siano le ricette migliori per quella organizzazione, perché la persona che conosce meglio quel contesto è l'imprenditore stesso. Quindi quello che auspico proprio come, e che poi anche i colleghi sicuramente ci riporteranno come testimonianza, che un intervento che valorizza la dimensione psicologica e che possa essere definito un intervento di successo, parte dalla co-costruzione di una progettualità. La valutazione, noi diciamo sempre che è impossibile non valutare. Ogni situazione, quando entriamo in un luogo nuovo, ci rende pressoché impossibile evitare il giudizio. Un giudizio che non necessariamente deve essere negativo, ma dobbiamo essere consapevoli che per noi entrare all'interno di quel contesto significa essere portatori di un bagaglio di competenze, ma come dicevo prima, rispettosi di ciò che andiamo ad osservare e a costruire insieme, e quindi il valore fondamentale è proprio quello di non come dire, imporre una visione, se volete, di tipo teorico, okay? O di tipo tecnico, è quella di mettere a disposizione dell'imprenditore con chiarezza, con precisione, mettendo in luce quali sono le premesse per un intervento
intervento efficace, quali sono gli strumenti che noi riteniamo essere più utili. E vengo alla parte più critica da un lato e affascinante dall'altro, che è la valutazione della prestazione, della performance. Parliamo di produttività e quindi parliamo di una produttività aziendale che è data dall'insieme, dalla combinazione magica delle singole performance. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire valutare, spesso ci viene chiesto di valutare non ciò che è già presente e la persona ha già manifestato come capacità, ma è quello che potrebbe manifestare, soprattutto in momenti particolari come un passaggio generazionale, come un traghettamento verso mercati esteri, che oggi anche piccole realtà con altissimi fatturati sono invogliate ad affrontare. Quindi lo psicologo, in questo caso del lavoro, che incontra l'azienda dovrebbe avere come fine, proprio per promuovere benessere e produttività, la valorizzazione di tutte le risorse. E qui vengo a un altro importante strumento che abbiamo, è quello di fare una formazione, ci saranno poi delle testimonianze su questo, una formazione che rende in qualche modo l'idea che non ci piace pensare ad una formazione che serve per riempire una persona che ha bisogno di qualcosa che manca per poter rispondere a quel bisogno, ma ci piace pensare ad una formazione che possa essere frutto di una espressione di potenzialità. Quindi io posso valutare le potenzialità delle persone che ho all'interno grazie proprio a questi strumenti che mi consentono di fare delle previsioni, anche delle anticipazioni rispetto al comportamento, e nello stesso tempo avrò anche la possibilità attraverso il colloquio, attraverso l'intervento all'interno dell'organizzazione di sostenere dei processi di sviluppo. Quando parliamo di sviluppo, due sono i versanti. Uno è l'aspetto retributivo, quindi quando si parla di sviluppo si parla di carriera, e quando si parla di carriera si parla di retribuzione. Quindi lo psicologo del lavoro può essere anche un supporto, perché ha la conoscenza di quali sono le teorie motivazionali e le teorie legate alla soddisfazione per la paga. Noi abbiamo un'aspirazione che è quella sempre di tendere verso il meglio, no? E quindi c'è una tendenza anche a sovrastimare poi, no, le nostre aspettative. Quindi dalle ricerche che abbiamo condotto, oltre veramente 50.000 persone, e fondamentalmente se ci chiediamo se siamo soddisfatti, no, del livello che abbiamo raggiunto anche da un punto di vista retributivo, c'è sempre uno scarto. Ecco, allora anche la capacità di dotarsi di strumenti che siano validi e attendibili per poter lavorare con le attese del lavoratore, che non devono essere alimentate ma nemmeno sminuite e svalorizzate. In questo delicato compito, oltre all'aspetto retributivo, c'è poi quello che per lo psicologo è l'aspetto più intangibile, quindi più immateriale, ed è legato proprio ad uno sviluppo professionale, che non necessariamente è sempre in modo univoco legato ad un aspetto di tipo retributivo e quindi ad una motivazione estrinseca. Per cui per noi all'interno dei contesti organizzativi anche lavorare, no, con ciò che è più intangibile, ciò che possiamo chiamare come progetto di crescita professionale, può essere assolutamente strategico proprio per aiutare l'organizzazione nel processo di miglioramento. Un aspetto che generalmente l'assessore Donazzan faceva riferimento a quali modelli all'interno delle organizzazioni ci sono per la gestione delle risorse umane, che è più di recente attenzione, è legato al mondo del benessere organizzativo e alla prevenzione del disagio, che tradizionalmente è a carico di un'altra funzione. Quindi è come dire che all'interno dell'organizzazione, se grande, immaginiamo proprio due mondi che a volte non comunicano fra di loro, cioè chi si prende cura della salute, del benessere e quindi della sicurezza, alla luce anche del decreto legislativo 81 in vigore nel nostro paese, non lavora in sinergia con chi invece si occupa di progettualità e quindi di valutazione e sviluppo del personale.
Quindi più di recente lo psicologo è in grado di accompagnare l'organizzazione anche nel percorso di valutazione del rischio stress e lavoro correlato, che è proprio legato alla necessità di, da un lato, valutare quali sono le condizioni che l'organizzazione ha messo in campo per poter garantire salute e sicurezza. Dall'altro può essere un facilitatore nella gestione di situazioni problematiche che possono essere riconducibili anche a livello personale, e quindi la tentazione di dire ma non è qualcosa che mi riguarda, ma la persona che arriva al lavoro la mattina è esattamente la stessa che porta con sé la vita del minuto precedente all'entrata in azienda. Quindi da un lato strumenti di conciliazione vita-lavoro, e con l'immagine così della casa, pensare che il lavoratore è all'interno dell'organizzazione la stessa persona che ha una famiglia e che vive la quotidianità con difficoltà che tutti noi insomma siamo naturalmente cogliamo, insomma la cui vicinanza cogliamo, e quindi da un lato dotarsi proprio di strumenti di conciliazione vita-lavoro, dall'altro capire quando c'è uno squilibrio che diventa uso un termine anche un po' più forte, pericoloso, fra richieste e risorse. Quindi è un po' se volete, una sentinella in grado di intercettare, quindi prima che il disagio si manifesti e diventi conclamato, una possibile situazione di crisi. Situazioni di crisi che andiamo anche a diciamo, concludere, rischiano, se non vengono intercettate, ecco il nostro Presidente dice non è solo, no, il professionista che si occupa del disagio mentale, ma è un professionista che può presidiare quel fenomeno, diciamo, di disagio, che può sfociare anche in una vera e propria malattia e che ha a monte una perdita di identità. Chi ha sempre creduto e ha speso moltissime energie e ha coinvolto la sua famiglia per far sì che quel progetto fosse un progetto di successo e un progetto condiviso con le sue persone nel suo territorio, di fronte a questi momenti credo che non debba essere lasciato solo. Ecco, in questo caso le competenze specifiche dello psicologo possono essere utili proprio per fronteggiare la crisi. E allora andiamo così un po' a chiudere. Il semaforo di prima ci diceva che ognuno di noi nel momento in cui si trova ad affrontare una difficoltà può percepire di essere davanti a un semaforo rosso. C'è chi invece rischia, e a volte contravvenendo anche alle regole, non tiene conto di quel segnale. E allora quella freccia verde è solo un'indicazione, quindi mi piace pensare allo psicologo come colui che ti accompagna, ti fa anticipare una possibile direzione, non la sola direzione, non quella che lui ritiene giusta per sé, ma quella che insieme all'imprenditore, insieme alla persona può diciamo, intravedere, può esplorare. Andiamo quindi a concludere il nostro viaggio pensando che oggi le nostre competenze sia di tipo teorico che di tipo tecnico possono essere utili proprio per promuovere benessere, per promuovere creatività. Ci piaceva l'immagine dell'acqua e ringrazio Sofia per il suggerimento, perché è una risorsa, è limpida, è in movimento e può rappresentare una minaccia, ma se facciamo insieme questo viaggio può essere anche una grande opportunità. E concluderei.